Non solo Mestre, massima attenzione anche su Marghera. Sono oltre 140 le persone identificate in poche ore nel Maxi Blitz di lunedì notte durante il servizio alto impatto di monitoraggio straordinario contro il degrado, lo smercio di droghe e la criminalità, in estensione anche a Marghera. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha trasferito infatti lo schieramento interforze al completo al di là del sottopasso con pattuglie della Questura Lagunare e Reparto Prevenzione Crimine di Padova coordinati dal Commissariato di Mestre. 8 posti di controllo, 30 le auto fermate e ispezionate, 4 i locali passati al setaccio, 2 le denunce per violazioni al foglio di via. È stata un'azione corposamente sviluppata su una fascia di territorio che era quella del quadrilatero di Via Piave e che ovviamente viene modellata in relazione al territorio in ragione di quelle che sono le evidenze che le attività di analisi ci consentono di verificare e quindi eventualmente spostando la nostra azione di contrasto in ragione dello spostamento dei fenomeni criminali. Il questore evidenzia un ripresentarsi ciclico dell'emergenza con attacchi anche a negozi, bar, farmacie e pizzerie, spaccate, intrusioni, danni e furti anche a Marghera, ma anche esercizi tenuti d'occhio per le frequentazioni sospette. Parallelamente a questa attività abbiamo verificato come sia importante sviluppare anche un'attività di analisi investigativa e anche un'analisi di repressione e quindi questo lavoro ovviamente stiamo facendo con le nostre componenti investigative.